Buongiorno. Ma che c'è la polizia? No? Siamo polizia. Io ho sentito dire che sta a Fatenna, villa. Ma la polizia sta Ah, sta polizia, l'RMI. Ma siete volontari? Ah, l'RMI. Sta a fattiva, non sta a fattiva. La munizia c'era carina. Ma là avrei cesso polizia, minchia, fra. Tutte cose politiche sono. Sei polizia ormai, fammi arrabbiare. Questa è la polizia, non la c'è molto. Dovremmo avere munizia vicino. Sì, sì, ho capito. Ma quel cavalietto sacchetto però vorrei, C'è una cosa pazzesca. Munizia a vedere. Munizia non aveva. Ma poi dice con travaglio. Silenzio. La facciamo tutta già la villa. È tutta venuta la villa già. Ah, i reperti, ecco. Ma che c'è secondo te un pezzo da già? Comunque è mazzagliare? Andiamo a vedere signori. Vediamo mai. Eccolo qua signori, guardate preciso ci sta, è proprio il suo, ci manca un pezzo di là. Ma alla volte kid dell'RMI con corpi scoop involontariamente. I pesci ci sono, ma. Vediamo. Ah, eccoli qua. Eccoli signori, li vedete i pesci che stanno dicendo. Non ci virano quasi più, Infatti, vedi, qualcuno ha tentato di pulire con i fazzolettini. Il popolo fa quel che può. Il popolo fa quel che può. Ovviamente. Purtroppo il popolo si diverte, non è che. Ecco qua, dopo aver stata trovata la tana, hanno trovato una tana, anzi no, cimitero l'hanno chiamato. Io la chiamo tana però secondo me. Cimitero delle borse rubate. Le borse dei scippi, qua forse magari è il cimitero dei gratta e vinci rubati. Minchia, tale dei gratta e vinci che ci sono. Popolo dei gratta e vinci. Oh, ma è pazzesco, tale che c'è cassa, questa cosa. Come mai questa alta concentrazione? È una cosa strana, Ma chi lo sa? Andiamo a vedere. Eccoli qua. Proprio una cosa strepitosa di gratta e vinci. Io invito Gela, il popolo dei gratta e vinci, a venire a cercarli qua i gratta e vinci, perché sicuramente se ci sono tutti questi gratta e vinci, significa che qua si vince. Un nuovo tipo di gratta e vinci, la fortuna gira, il miliardario, panificio del Buongiorno. Ma che c'è la polizia? Siamo polizia, che ora scende a casa, sono spacchi tu, non fai qua questo spacchi lì. Per d'acqua. Come per l'acqua, che sembra ignata, 2 anni con un detto non do. Ho capito, infatti talecca. Non esce l'acqua dopo, e si buca. Se viene domani che tanto pensa c'è l'acqua, perché mi ci dopo. Ma pare una surgiva chissà. No, tutto barrotto. Che su quello? Ma qua, un altro 2 giorni, non ci sarà problema di rimpopolamento di pesci, perché spuntano l'angide, secondo. Rinascerà la vita. Guardate il brodo primitivo di come è nata la vita. Fontanelle senza acqua. Non è che il problema è che ci manca l'acqua.
delle tubazioni. Ci sono le tubazioni, ma i pesci ci sono, ma vediamo. Ah, eccoli qua. Eccoli signori, li vedete i pesci che stanno dicendo non ci vedono quasi più, Sono pronto per mattarsi. Vabbè, le immagini purtroppo, perché c'è l'acqua un pochettino fognante, diciamo, l'acqua. Questa è una strada che porta, diciamo, all'antico teatro greco trovato. Lo sapete che hanno trovato un teatro greco? Dove si cala di qua? Ah, c'è un... Minchia, c'è il capitanato. Ah, qua è aperto, possiamo entrare. Perché ricordate che quando le cose sono chiuse significa che non si può entrare. Se è aperto si può entrare. Bene signori, qua poi nel montaggio metteremo una musica tipo Odissea 2001 nello spazio, vediamo. Poi c'è una tanfa di feto, dicono. Ah, qua c'è un giubbotto, volendo, se ragazzi, com'è? Buono, no? Penso che sia buono, se ha qualche interessato gelese. Vediamo. Ah, qua ci sono altri giubbotti. Maria Miscando che spunta qualcuno. Qua ci sono indumenti, se qualcuno serve, un cappello Nike. Ecco, io infatti di cosa avevo paura. Ecco signori. E qua c'è già la prima schifezza. La prima schifezza, chissà che cosa, non si sa manco se deccano yacht. Comunque. Questa è la villa comunale di Gela, come si dice, come l'hanno chiamato? Il polmone di Gela. Il polmone di Gela, che il polmone sarebbe questa, tutta questa natura di verde. Ecco ragazzi, guardate la natura. Un uovo di... Minchia, sapete che uovo è? Ma che ci pare? Ma gli yacht fanno l'ova, se? No, No, le yacht non fanno l'ova, giusto. Qua c'è una tubazione di acqua che... Una tubazione di acqua. C'è tubazioni, noi abbiamo le tubazioni. Ci abbiamo sempre tubazione, gelo, tubazione, però l'acqua non già mette nei rintri. Tubazione. Ecco qua, mi sa che ci avviciniamo al teatro greco scoperto anni fa dal grande sindaco Franco Gallo, non lo so se ve lo ricordate, Franco Gallo. Andiamo a vedere questo miti. Ecco qua le prime pietre, signori. Le prime pietre del teatro greco. Ecco qua vedo che penso che ci sia l'ingresso per il dietro le quinte. Ah no, di qua sono il dietro le quinte del teatro greco. Ecco, vedete, qua ci sono altre scale, vie d'uscita, di fuga, se alle volte vi saltano i surci. Uno può scappare da tutte le parti. Qua vedete Avere Duce a Minchiachina, dentro il polmone acquatico erbatico, diciamo, dell'orto di Pasqualello di sotto la Villa Garibaldi. Ecco il grande teatro greco trovato dall'onorevole Franco Gallo. Ma era onorevole? Era onorevole Gallo? Bene, che cosa dire signori? Che cosa dire? Ah, qua c'è... Sì, questo è, diciamo, dove, diciamo, uscivano gli effetti speciali per fare, diciamo, gli effetti speciali del coso, come si dice? Del teatro greco. Forse qua uscivano i leoni, boh, non lo so. Comunque, signor, che dire? Questo è il teatro greco, là sopra c'era la villa. Questo è il teatro greco, che dire, è dentro il polmone, ma non ce ne frega un cazzo a nessuno, quindi arrivederci a voi la linea in studio.